A pochi metri dalla redazione di QDP News si trova Palazzo Vaccari, che tornerà ad essere la casa dei Pievigini. E in esclusiva per i nostri lettori, per i lettori di QDP News, andremo all'interno di questa struttura storica dei Pieve di Soligo in compagnia del sindaco Stefano Soldano. Sì, abbiamo iniziato il trasloco, questione ancora di 1 o 2 settimane, gli uffici saranno effettivamente tutti operativi. Già funziona l'ufficio sociale, l'ufficio tributi, l'ufficio lavori pubblici e la prossima settimana si trasferiranno anche gli altri uffici. Fa parte ancora di un'idea della vecchia amministrazione, cioè del mio primo mandato, in cui con tutti i consiglieri e gli assessori avevamo deciso di recuperare ad uso del municipio questo stabile che è di proprietà del comune di Pieve di Soligo. Sono stati 6 anni intensi, di cui 4 di lavori, interrotti anche da una serie di ricorsi e quant'altro, ma oggi possiamo dire tra un po' di settimane l'edificio sarà effettivamente aperto al pubblico. L'orgoglio di aver portato a casa, grazie al lavoro di tutti, questa importante opera che ha messo insieme imprese, che ha messo insieme anche tanti aspetti culturali e visioni anche diverse del nostro municipio, ed è un'opera che credo i pievigini sentano veramente loro, perché da un lato ha dato spazio e una nuova vitalità al centro di Pieve di Soligo e dall'altro dà una razionalità ai servizi e finalmente dei servizi anche più efficienti. Sindaco, ci troviamo in quello che è il salone più luminoso del nuovo municipio della Casa dei Pievigini. Qui che cosa avverrà? Questa sarà la sala consigliare, non è ancora addobbata come prevede il protocollo, manca ancora una grande sorpresa, però questa è la sala appunto più grande, più luminosa, collocata all'ultimo piano dell'edificio Vaccari. È una sala molto capiente che utilizzeremo appunto anche per la presentazione di libri, per conferenze, per incontri, proprio perché destinare un locale così grande solo a sala consigliare non avrebbe senso. Comunque questa sarà la sala dove avverrà il Consiglio Comunale. Lo stiamo completando, ci serviranno ancora 3-4 settimane perché dobbiamo finire la pavimentazione e poi verrà restaurato anche la vecchia palestrina. La particolarità è che è un cortile che è stato con la stessa filosofia dell'edificio tutelato e salvato, e in maniera particolare sono stati salvati questi alberi a cui siamo tutti profondamente legati, perché da bambini, quando si frequentavano le elementari, erano gli amici di gioco durante la ricreazione, e quindi ho visto tante persone apprezzare il tipo di intervento e spero che presto possano di nuovo camminare con il rumore della ghiaia che poi si sente quando appunto si percorre il cortile. Diventerà a tutti gli effetti una piazza pedonale collegata con la piazza principale, con piazza Caduti nei Lager, e anche questo luogo su cui si affaccia anche il Polo del Gusto sarà aperto appunto a manifestazioni e quant'altro. Diciamo che fin da subito abbiamo chiesto che l'intervento fosse il più semplice possibile, ma allo stesso tempo anche elegante, e proprio che coniugasse questo aspetto della storicità con la contemporaneità. Dobbiamo ringraziare la ditta Battistella Mobili, perché i mobili che vedete qui presenti sono stati donati da questo grande imprenditore, dalla sua famiglia. È un'azienda di Pieve di Soligo e credo che tutta la comunità debba essere riconoscente per il grande gesto che ha voluto, con il quale ha voluto omaggiare quest'opera e tutta la cittadinanza. Il lavoro, lo vedete, lo avete visto attraversando queste varie sale, è stato imponente pur cercando di rispettare, anzi pur rispettando il più possibile quella che era la tipologia di questo edificio. Abbiamo fatto il meno possibile, però abbiamo dovuto anche allo stesso tempo rendere una struttura costruita a fine dell'Ottocento, adeguarla a quelle che sono le nostre normali esigenze, agli input, alla tecnologia di adesso, fermo restando quello che sarà e quello che è stato il suo impianto, tanto è vero che si riconosce ancora il vecchio corridoio, si riconoscono ancora le vecchie aule, si riconosce ancora quella che era la struttura che ha formato, che era prima scuola, prima municipio, poi scuola e adesso ritorna ad essere municipio.
chiaramente adoperando poi tutta quella tecnologia che è necessaria, dall'isolamento agli impianti a tutto quanto il resto. Quante persone lavoreranno all'interno del nuovo municipio di Pieve di Soliva? Tutte quelle che lavorano adesso in municipio, tranne i vigili che rimangono distaccati nella loro sede e l'ufficio cultura che rimane distaccato nella loro sede. Sì, abbiamo deciso che nel sottotetto è stato relegato il sindaco, ma è una stanza particolare che contiene, diciamo, degli aspetti anche importanti, l'orologio e quant'altro, e quindi abbiamo deciso che il sindaco riceverà le persone nel sottotetto del municipio. Questo intervento di recupero di questo orologio, che è l'orologio pubblico più vecchio di Pieve, perché questo edificio qua 1870 aveva già la sua torre campanaria, diciamo così, il suo orologio, è stato reso possibile grazie all'intervento della ditta Toffolati qua di Pieve, che ha permesso di recuperare di salvaguardare il vecchio meccanismo a pendolo e sostituirlo con questo orologio elettrico dell'ultima generazione, estremamente anche preciso. Questo orologio poi è collegato alla campanella, quello che abbiamo sentito anche prima, la campanella che ha una caratteristica, che ha un suono particolarmente squillante, particolarmente argentino, dato dal fatto che un tempo ci si poteva permettere anche il lusso di avere campane con una lega a maggior quantità di argento e quindi con un suono più argentino, da cui deriva proprio il fatto maggior quantità di argento, rispetto alle campane successive che sono di bronzo e quindi hanno un suono normalmente più basso, più cupo. Suona prima l'orologio del municipio o quello del campanile di Pieve di Soliva? Allora, suona... Sono sincronizzati? Sono abbastanza sincronizzati, suona prima il campanile di Pieve di Soligo, per una forma anche proprio di rispetto e anche, se vogliamo, per una forma estremamente precisa, essendo il campanile arriva più a est rispetto a questo orologio, è giusto che suoni prima il campanile più a est, considerando l'andamento del fuso orario.